Il 5 anni indigeno Zimmermann numero 2, un baio oscuro da Quicksong e Zobbia, ha iscritto il suo nome nel prestigioso albo d'oro del Premio della Vittoria, classica gara d'autunno sui 2100 metri, all'ippodromo bolognese dell'Arcoveggio, 25 milioni la moneta. Il portacolori della scuderia Gianita Frar, ben dosato da Vittorio Guzzinati, ha onorato il pronostico e i 20 metri di vantaggio sugli stranieri, vincendo con una certa facilità, come il tempo al chilometro non eccezionale, 1:19,4, sta a dimostrare. Fra i penalizzati, buono Vainiden, sufficiente Granit, mai in corsa Weimaker, che pure ha vinto una volta il bolognese Vittoria e che ha marcato in questa occasione un vistoso errore nell'ultimo giro. Degli altri indigeni si è bene difesa la locale Gaviola. Zimmermann, partito male, ha in breve raggiunto e superato il battistrada Diodato, si è installato alla corda ed ha comodamente condotto la corsa davanti a Diodato, Croazia, Gaviola e gli altri in fila indiana. Prima della penultima curva sono usciti allo scoperto Vainiden e Granit al largo. Diodato ha resistito e poi è esploso in rottura. Zimmermann, autoritario, ha accelerato l'andatura entrando ben primo nel rettilineo finale. Sulla retta il cavallo di Guzzinati ha contenuto agevolmente l'impetuoso ma non travolgente ritorno del vecchio Vainiden e quello più potente ma tardivo di Granit. Quarta è finita l'ottima Gaviola.